Al campo Guerrino Strinati si affrontano la Mariscotti di Mister Gallo e la Sarissolese di Mister Tabacco. Da un lato i padroni di casa vogliono dimenticare in fretta la rocambolesca sconfitta per 3-2 contro la Burlando. Dall'altro gli ospiti vogliono ripetersi dopo il successo di misura contro la Bolzanetese. Al 18° la difesa della Mariscotti pasticcia, Scaduto serve la corrente 100 ma Fiore neutralizza. Passano 13 minuti e i padroni di casa rispondono con l'azione solitaria sulla sinistra da parte di Balletto, il quale lascia partire un tiro cross che sbatte sulla parte alta della traversa. Al 20° lo stesso Scaduto serve Sassu sulla sinistra, il quale scarica un mancino potente alto sopra la traversa. Dopo appena 5 minuti lo stesso Sassu si rende pericoloso con un calcio di punizione sulla destra, la conclusione è secca ma Fiore neutralizza. Al 40° 100 parte in percussione centrale e serve Scaduto, il quale tenta la conclusione con un potente destro da fuori ma la palla non centra allo specchio. Dopo un minuto l'arbitro comanda un invitante calcio di punizione per la Mariscotti, calcia Capitan Simic ma il pallone termina a lato alla sinistra del portiere. Gli ospiti si rendono pericolosi ma non concretizzano, così il risultato rimane fermo sullo 0-0 all'intervallo. Nella ripresa, a differenza del primo tempo, la Mariscotti prende coraggio. Dopo 4 minuti Scalzi batte un calcio d'angolo sulla destra e Simic colpisce di testa, ma il pallone termina alto. Al 63° arriva invece l'azione che cambia la partita. Lucchetti, forse tradito dal sole, esce malamente respingendo il pallone di mano fuori dall'area. Indiscutibile la decisione di Abbatuccolo, il quale estrae il cartellino rosso. Mister Tabacco sostituisce così Scaduto con il giovane Pelizza. Al 78° sul rilancio della difesa Vinciguerra si ritrova solo davanti al portiere ma si divora la rete del vantaggio facendosi ipnotizzare da Pelizza. Passano 6 minuti e questa volta è Scalzi a fallire davanti a un superbo Pelizza, vedendosi respingere la conclusione con il piede con la difesa ospite che spazza efficacemente sulla ribattuta. Proprio quando la partita sembra incanalarsi verso un pareggio a reti inviolate, arriva la rete del vantaggio per la Mariscotti. All'86° Balletto rifinisce dalla destra e Vinciguerra batte Pelizza. Per lui è il secondo gol stagionale nelle prime 3 giornate, 7° per la Mariscotti in questo avvio di campionato. Ma la partita non è ancora finita. All'88° Scalzi si intruppola in area ma viene atterrato con una spinta. Il signor Abbatuccolo non ha dubbi e comanda così il calcio di rigore per la Mariscotti. Si incarica della battuta Capitan Simic, il quale realizza con un calcio secco alla sinistra del portiere. Secondo gol per lui in campionato. Non accade più nulla nei minuti finali. Gioco partita incontro alla Mariscotti. Risultato giusto quel Guerrino Strinati. Primo tempo di marca sarissolese, nel secondo tempo meglio la Mariscotti, espulsione decisiva e 3 punti meritati per i padroni di casa.